È stata una partita dal risultato bugiardo, quella che si è disputata sabato scorso tra l'Akragas e il Catanzaro. Una rete arrivata al 90° segnata da Giovinco quando già si stava assaporando lo 0-0 che tradotto in punti avrebbe significato un punto d'oro, ma non è andata così. Un'azione confusa e molto dubbia che ha visto anche l'espulsione del portiere Pane per protesta, una carica al portiere fatta anche dall'ex Gomez. Numerose le critiche arrivate anche dal presidente Silvio Alessi che afferma come l'arbitraggio sia stato scadente, avremmo meritato il pareggio, già pregustavo un punto prezioso che ci avrebbe consentito di mantenere le distanze dallo stesso Catanzaro. Una rete che andava annullata, dice Alessi, per carica al portiere, ma che ha messo in evidenza la bontà dei nostri giovani che sino a quel momento avevano disputato una buona gara, sfiorando anche il gol della vittoria. Sulla partita è intervenuto anche il DS Totò Catania, che ha seguito da vicino la partita a Catanzaro, dichiarando come subire un gol su un episodio macchiato da una valutazione errata dell'arbitro lascia sicuramente tanto amaro in bocca, che vanifica la generosa prestazione dei ragazzi che fino ad allora avevano dato il 110%, vanificando così il lavoro dell'allenatore di Napoli durante la settimana. Ma nel calcio al Ferma Catania tutto ciò può succedere, quindi non dobbiamo piangerci addosso e cercare alibi su eventuali giornate negative delle terni arbitrali. Dobbiamo, conclude Catania, usare la rabbia dei torti subiti per trovare la strada che ci conduca alla salvezza. Amareggiato anche il mister di Napoli per il risultato. Se avessimo usato di più nelle ripartenze a quest'ora avremmo commentato un'altra partita. Siamo stati poco convinti in attacco e i ragazzi che dovevano spingere sono stati bloccati dagli avversari. Buona la difesa per Di Napoli che era riuscito a tenere a bada gli attaccanti avversari senza impensierire il nostro portiere. Intanto arrivano delle novità nella riunione del CDA della società su 2 punti all'ordine del giorno. In merito alla situazione finanziaria del club, primo punto all'ordine del giorno, uno dei soci ha fatto presente che sta seguendo una trattativa con un gruppo imprenditoriale interessato a investire nella società di cui a giorni si avrà la risposta. L'Assemblea, prendendo atto positivamente della notizia, ha dato mandato al socio stesso di concludere la trattativa nel corso del più breve tempo possibile. La maggioranza dei soci si sono resi disponibili, in caso di definizione positiva dell'accordo, a garantire le somme rimanenti necessarie al fine di una dignitosa termine del campionato in corso. Secondo punto all'ordine del giorno riguardava le dimissioni dell'amministratore delegato Tirri. Il presidente del CDA Silvio Alessi ha sottolineato l'ottimo lavoro svolto dal stesso Tirri, le complicazioni che potrebbero derivare, privandosi di una figura importante così nell'ambito della società e nell'ambito societario e sportivo, e anche se le stesse dimissioni sono state dichiarate da Tirri irrevocabili, fin quando non ci sarà chiarezza sul futuro del club, ha chiesto di mettere ai voti le dimissioni. L'esito risultante delle stesse ha visto i voti contrari alle dimissioni di Alessi, Tamburo e Caponnetto, l'astensione del socio Tupia, mentre c'è stato il voto favorevole alle dimissioni di Tirri da parte dell'azionista di maggioranza Giavarini, a seguito della presa d'atto dell'irrevocabilità delle dimissioni stesse. Quindi le dimissioni di Tirri sono state accettate e rese ufficiali e l'Assemblea dei soci nella prossima seduta dovrà rieleggere un nuovo consiglio di amministrazione. Alla luce di quanto sopra, l'Assemblea dei soci, dimostrando un grande senso di responsabilità e di impegno per la risoluzione dei problemi, è stata riaggiornata alla prima settimana del mese di marzo.